stampa da popcorn, birra gelata e rutto libero, signore e signori. Certo, i vicini di casa ormai vi conoscono, fate la solita figuraccia. Buongiorno. Posso finire di bere il caffè? Salute. No, perché se lo lascio qua e lo posso bere tra mezz'ora sarà freddo, capisci? E quindi lo bevo, vado. Puoi intrattenere i nostri ascoltatori, tira un po' su questa bellissima base musicale del grandissimo Roberto Salis, chitarrista milanese che suona la notte all'Ulapalooza di Corso Como. Su, fai sentire. Autonomia per tutti, autonomia, che poi arriva anche il federalismo. Con un po' di pazienza. Buongiorno. Buongiorno Coccolini, buongiorno Coccolino Simone, salve. Oggi è di buon umore Simone perché è così veloce il suo scooter che passa tra una goccia e l'altra. Sì, oggi giornata da ombrello. Normalmente non lo prendo perché io sono magro, anch'io passo tra una goccia e l'altra. Stamattina ho preso l'ombrello perché ho detto arrivare solo dal parcheggio di Bellerio fino alla radio e mi inzuppo completamente. Serve, almeno su Milano. Se mi state ascoltando da una zona d'Italia o del mondo dove c'è il sole, dai, fatemi subito un whatsappino 3406709659, questo è il numero per comunicare in diretta con un messaggio WhatsApp, anche audio se volete, 3406709659. Buongiorno da Sammy Varin. Questa è Radio Libertà, si chiama proprio così, Libertà. Non è Radio Libera, ci sono quelli che ci vogliono imitare, siamo inimitabili ragazzi miei, ma ci provano, certo, è Radio Libertà. E anche oggi avrete la vostra libertà di dire quello che volete su qualunque argomento commentando le notizie che sto per mettervi sul tavolo. 340 67 09 659, mentre avete già iniziato a commentare, perché ci sono quelli che ci pensano durante la notte e che ci mettono subito la pulce nell'urecce. Senti questo: buongiorno Sammy, divertente vedervi digrignare i denti per un Mattarella che vi dà calci nel sedere dopo che lo avete rivotato e applaudito fino a spellarvi le mani all'insediamento. È il gioco delle parti a spese nostre, come sempre, nemmeno vi vergognate. Capito? Cioè io leggo Marco e praticamente, senti, mi sto schiaffeggiando. Autoschiaffeggiamento, perché dopo il messaggio di Marco io vado a leggervi il nostro e vostro quotidiano di riferimento, ovvero il quotidiano comunista, il Manifesto. Eccolo qua, guarda. Stato Brado, e c'è la fotografia di Mattarella con la Meloni. E Meloni che ha uno sguardo molto incazzato, ragazzi miei, cioè sembra mia moglie quando i miei figli non si alzano la mattina. Mamma mia ragazzi, io ringrazio tutti i santi che sono già fuori a quell'ora perché io quando tocca a me io procedo con lo sbrandamento. Ho fatto il militare e so che essere sbrandati è sempre una cosa bella potente che insegna molto, ecco, quindi si sbranda a un certo punto. Ma la Meloni è così incazzata con dietro Mattarella che ha fatto quello che ha fatto. Stato Brado, scrive oggi il Manifesto. Io conosco Porco Brado, che non è un'imprecazione, ma giustamente siamo entrati nel Ramadan, e buon Ramadan a tutti quanti. Nessuno che dica qualcosa di buono anche a noi. Cioè, scusa, adesso non voglio parlare di religione perché giustamente abbiamo già detto le preghiere appena svegliati, eccetera, ma cioè c'è stato il mercoledì delle ceneri, oggi è giovedì, giusto? E è cominciato anche il Ramadan. Ma nessuno che ha detto buona Quaresima? No? Ma buon Ramadan sì.
Ma a me sembra di essere un deficiente. Sarà che poi noi, sai, adesso c'è ancora il carnevale, oggi, domani sono a casa molti da scuola i ragazzi perché c'è il carnevale, quindi ma chi lo sa. Torniamo sul manifesto, non divaghiamo, fratelli, perché vi posso assicurare che oggi su qualunque giornale c'è roba buona. Anche oggi mi onoro di essere qui davanti a questo microfono e poter fare una rassegna stampa, o come cavolo si chiama, bella tosta, di quelle che se siete su Facebook o su YouTube in questo momento il ditino lo dovete usare. Dove ve lo mettete il ditino? Sul tastino condividi e poi condividete questa rassegna stampa sulla vostra pagina Facebook, o ancora meglio la inviate tramite WhatsApp a parenti o amici per dire: "Wey, senti questo Sammy Varin che strana rassegna stampa che fa", perché faccio una cosa che non fa nessuno, capisci? Non sono solito essere serio, paludato, no, qui non siamo fuori dalla palude già da tempo, fin da quando ci chiamavamo Radio Padania Libera, dicevamo le cose che gli altri non dicevano e ci andavamo giù pesanti, ragazzi miei, tanto che ci hanno mandato anche le guardie una volta, vi ricordate? Era stato sempre un presidente della Repubblica. È vero? No, non c'entra lui, dai. Il manifesto oggi quindi scrive: Stato brado. Con un gesto quasi senza precedenti, Mattarella presiede il CSM e chiede rispetto per le istituzioni. Nordio fa penitenza, ma Meloni non si trattiene e torna ad attaccare pesantemente i magistrati. La sua campagna elettorale non ha più freni. E in effetti su alcuni retroscena di alcuni giornaloni è ormai chiara la situazione. Ha deciso di commentare quello che accade. Un po' il Salvini della situazione, Anche Matteo Salvini è sempre molto attento a ciò che accade e non riesce a stare zitto. Assomiglia molto a me, a te, a voi. Matteo Salvini è un po' tutti noi, lo abbiamo voluto, acclamato per decenni per questo, perché è una persona sincera. Poi, chiaro, parlando, sì, quando parli è stato bollito da giornaloni di destra e di sinistra, è chiaro, ma lui continua, non si arrende, fa un lavoro che nessun altro sa fare, quello di mettere pepe in culo a questo Stato che non ha voglia di lavorare, soltanto ha voglia di magnare. È tutto magna. Beh, la Meloni sta cominciando a fare un po' il Salvini della situazione e ci piace, anche perché stanno succedendo cose che sono sempre sul manifesto. Oggi lo amiamo il manifesto perché ci fa da controcanto molto importante, costa solo 1,50 € e magari i soldi vanno a quelli che mettono i sassolini sulle rotaie, che ne sapete? Che battutazza! Sea-Watch, sentenza dello scandalo, titola in taglio basso oggi il manifesto. Fermo illegittimo della nave di Carola Rackete, chiesti ai ministeri 76.000 euro, Premier furiosa. Io non lo so voi di che umore siete questa mattina, ma vi assicuro non è che vi porto a lavorare o a scuola o a fare la spesa felici e contenti, no, però questo ci deve servire a invogliare persino la cassiera del supermercato quando andrete a fare la spesa a dire: beh, però io voto sì al referendum, ragazzi miei, non sto col culo seduto sul divano, vado a votare al referendum perché qui c'è qualcuno che ci sta prendendo per il culo. Oppure, come scrive qualcun altro oggi sui giornali, è il caso di inserire nel paniere anche la tassa sui clandestini. Ma mettiamolo nel paniere, è un qualcosa che ce li dobbiamo pagare noi, i clandestini. Sul soccorso di 53 naufraghi realizzato da Carola Rackete nel giugno 2019, le autorità italiane hanno avuto torto in ogni grado di giudizio e in tutte le sedi, ragazzi. Questa è la verità e questo è il manifesto, che c'è la
spiattella, mi sto schiaffeggiando, c'è la spiattella in faccia, sai che è bello, mi vengono le guance rosse. Hanno avuto torto in ogni grado di giudizio in tutte le sedi, in quella penale, prima con la mancata convalida dell'arresto della capitana, poi con la soluzione definitiva in Cassazione perché la violazione del blocco navale era legittima. Rackete ha agito nell'adempimento di un dovere, capito? Quindi se vi ferma la polizia ma vi scappa la cacca, potete correre via tranquillamente, capito? E se per caso la polizia vi corre dietro, vi fate male, son cazzi della polizia. Questo è quello che insegna quest'oggi il quotidiano Il Manifesto. Bella gente, sto scherzando naturalmente, le stiamo facendo una pubblicità della Madonna e sono sicuro che molti di voi alla fine lo comprano il Manifesto. Bravi, bravi. L'ennesima sconfitta arriva in sede civile, scrive ancora il Manifesto. Per il Tribunale di Palermo i Ministeri d'Interno, Trasporti ed Economia devono risarcire con 76.000 euro l'ONG. A seguito di quell'episodio, infatti, la Sea-Watch 3 era stata detenuta per mesi senza alcuna ragione. La notizia è stata subito strumentalizzata da Meloni, che nonostante l'intervento solenne di Mattarella al CSM, si è di nuovo scagliata contro i magistrati. Che devo dirvi? Ditemi un po'. Volete commentare, per favore? Questa è una radioattiva, ragazzi, non voglio ascoltatori fannulloni. Se non avete voglia di fare niente, girate su Radio Popolare, lì vi insegnano come non fare nulla. 34067 09 659, per favore scrivetemi, 34067 09 659. Oggi vi voglio svegli e reattivi. C'è già un tempo di merda, fa freddo, piove, ci sono le noccioline per terra. Oggi le abbiamo tutte qui in radio. Per favore, mi chiami in diretta dopo il Francesco, che gli chiediamo se è stato lui. Facciamo una chiamata in diretta. No, perché hanno lasciato delle noccioline per terra. Adesso stiamo un attimo analizzando il DNA, l'acido desossiribonucleico, mi pare sia. Dobbiamo controllare le impronte, per favore. Sì, esatto, le impronte. Bravo, perfetto. Ora spegniamo le luci, facciamo delle foto anche utilizzando. Oh, perfetto, ok. Noccioline per terra in studio. Troveremo chi è stato. Sì, e verrà punito chi mangia le noccioline per terra. Deve essere punito. Io non sono stato. E se scoprono che sono stato io, che facciamo? Partiamo dal giornale, dai. Oggi vi porto sul giornale perché lo scoprirete, signori. Guarda che titoli. Io non è possibile, ho cliccato sul giornale, il computer mi si impalla, il mio computer è veramente comunista, non è pensabile, posso cambiare computer? Cioè, non mi ascolta nessuno, va bene, rientro nel programma, ok. Bisogna essere gentili e carini con i computer, lo sai che prima o poi si vendicano. Il giornale, ci riprovo, senza cuore. E questa è un po' la notizia, un po' un altro Vermicino, ve lo ricordate? Il caso Vermicino, mamma mia, che ricordi tragici. E adesso senza cuore, si parla di Domenico, cade l'ultima speranza, il comitato di saggi nega il trapianto. Parla la mamma, sarò con lui fino all'ultimo. Spina staccata? Per me è vivo. La madre rassegnata, sapevo sarebbe successo e noi non lo sapevamo, speravamo ieri quando è arrivata la notizia che c'era un cuore per un trapianto che si potesse fare. Invece a quanto pare è già grave, pare abbia avuto un'emorragia cerebrale e insomma non sopporterebbe una cosa del genere. In questo caso uno dice meglio trapiantarlo a un altro bambino che potrebbe farcela. È terribile, ma è così. Quando lo stesso medico, gli stessi medici, perché sono in tantissimi, te lo dicono chiaramente, ti dicono è meglio lasciarlo andare, ed è la cosa più brutta che possa capitare verso qualunque persona, ma soprattutto verso un bambino che ha tutta la vita davanti. Questa è la cosa
che ci lascia un alone di tristezza in questa giornata, e naturalmente invito tutti voi a una preghiera, che siate cattolici e che siate islamici, buon Ramadan, certamente una preghiera la possiamo fare per questo bambino. Subito sotto, il no arruola Mattarella, ma la Meloni non ci sta. Siamo sul Giornale, ma anche altri quotidiani lo dicono chiaramente, insomma, si è fatto vedere al CSM che cioè adesso poi ce ne saranno due, c'è la separazione delle carriere, ci saranno 2 CSM, perché si è fatto vedere al CSM Mattarella? Questa bella domanda al 3406709 sveglia, forza, dai, per tirarvi giù dal letto oggi, Dio mio, Il no arruola Mattarella, ma la Meloni non ci sta. Blitz del presidente al CSM e subito i Dem esultano. La Premier, nostro diritto criticare certi magistrati. Attenzione a Filippo Facci poi all'interno, per quello che ho preso in mano oggi il Giornale, perché secondo me, ve lo dico già subito se state per uscire, è il quotidiano da comprare questa mattina. Quanto costa? Quanto costa il Giornale? 1,50 euro, signori, par condicio, come il Manifesto. Io direi che è il caso. Altro che puniti, carriere brillanti per le toghe del caso Tortora. Ragazzi, non leggete a pagina 8 e 9 l'articolo di Filippo Facci, non leggetelo, perché vi racconta come certi magistrati che hanno incolpato Enzo Tortora dicendo che era mafioso, che si drogava, gnero, siano stati promossi alla grande. Vai. E adesso chiedono anche l'aumento di stipendio. Non lo devo dire, ma proprio nelle ore in cui è arrivato Mattarella al CSM gli hanno fatto avere una letterina che vogliono guadagnare di più questi. Ma è pazzesco, ragazzi. Oggi piatto ricco, micifico, sono molto eccitato, non so voi, ma veramente so in quanti vorreste essere al mio posto a leggere queste notizie. Siamo ancora sul quotidiano Il Giornale. La sentenza shock: dopo il clandestino ci tocca pagare pure la racchete. Sapete che ieri era uscita quella notizia che ha fatto arrabbiare per la prima volta la Meloni, e quando la Meloni si arrabbia, ragazzi, te l'ho detto, è peggio di mia moglie quando non si alzano i figli. È la storia dei 700 euro, che sono una cagata, ragazzi. 700 euro in clandestino, ma diamogliene 1000, facciamo cifra tonda. Ma perché? Perché? Ditemelo voi, 34067096659, perché è stato 23 volte in carcere, e per qualche motivo ci sarà stato, noi non incarceriamo per pirlate, perché abbiamo cercato di mandarlo in Albania e lui non si è sentito trattato bene, insomma, semplicemente perché ha degli avvocati bravissimi, e giuro veramente gente in gamba, cioè questi appena arrivano col barcone subito li addocchiano e se bigliettino da visita, qualunque cosa, chiama, buono, io buono avvocato, buono. E poi i giudici è chiaro che probabilmente facevano quel mestiere lì prima e poi hanno va bene, siamo sul quotidiano Il Giornale. Sono qua perché di spalla, oltre alla notizia della tassa sul clandestino, c'è l'editoriale di Tommaso Cerno che ce la spiattella lì. La tassa rossa sui clandestini, mettetevelo in testa, li stiamo pagando ormai da decenni, ancora di più se si dichiarano minorenni, ci viene quasi voglia di dirglielo, per favore, sì, va bene, ma almeno non dire che hai 17 anni, cazzo, che ne hai 35, hai la barba bianca, ci costi un po' meno, ci fai lo sconto, ci viene voglia di chiederglielo. Farebbero bene quelli dell'Istat ad aggiornare il paniere, scrive oggi Tommaso Cerno sul Giornale, quello con cui calcolano l'inflazione e il costo della vita. Tolgano pure il pane, il latte e ci mettano la vera spesa primaria dell'italiano di oggi,
la tassa della sinistra sui clandestini. Ci tocca pagare i delinquenti che dopo 23 condanne finiscono in tribunale davanti a una toga rossa alla vigilia del referendum. Morale: liberi di tornare a delinquere, ma stavolta a spese nostre, con un bel risarcimento in denaro sonante, magari da spendere in qualche circolo affiliato al partito che li ha liberati, ovvero il PD, secondo me, ma è un mio parere. E poi, assieme al trasportato, paghiamo anche il suo Caronte, quella capitana Rackete che, finché glielo facevamo fare, il mestiere era trasbordatrice di clandestini in Italia. Un bel risarcimento anche alla signora dei Sette Mari, che negli ultimi tempi si era data all'alta poltroneria, sul modello Ilaria Salis, dritta all'Europarlamento a rappresentare il modello di Europa fallito davanti ai nostri occhi, proprio sotto i colpi della follia migratoria rossa. La stessa che oggi si mescola all'islamismo, la stessa che la nostra sinistra finge di non conoscere, accoglie per convenienza politica nel nome dell'integrazione, ma poi per bocca di Mohamed Hannoun, nelle intercettazioni dell'inchiesta che lo ha condotto in carcere per finanziamento al terrorismo di Hamas, scopriamo essere al corrente dei veri legami tra questi due mondi, almeno se li pagasse da sola. Questo è l'editoriale di Tommaso Cerno oggi sul quotidiano Il Giornale, che ci fa svegliare, certo, e mi fa piacere. Sto ricevendo un fracco di WhatsApp che mi confermano che a ogni azione corrisponde una reazione, e io non ho fucili, ma un bel microfono. Il microfono è il mio fucile. Autonomia, svolta per il Nord, signori, un bel trafilettone che ci racconta cosa dice oggi il quotidiano Il Giornale all'interno, ma bada bene, su tutti i quotidiani si torna a parlare di autonomia. Ok del governo alle preintese. L'autonomia differenziata è più vicina. Ieri il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera agli schemi di preintesa disciplinari con 4 regioni. Sì, le regioni amiche, scrive qualcuno. Certo. Certo, ma vediamo se ci stanno anche le altre. Secondo me sì. Preso il terrorista dei treni, così sabotava l'alta velocità. Avete visto il servizio Sassi sui binari a Bologna? Un 20enne imbecille che però a casa sua abbiamo visto anche delle cosettine che riguardavano certe manifestazioni, per cui che li facciamo a sto tipo che ha rischiato di far deragliare i treni dell'alta velocità? Ma erano solo sassolini, dai, è un bambino, è un compagno che sbaglia. All'interno del quotidiano Il Giornale, i giudici ci fanno pagare pure il gasolio della Rackete. Nuova sentenza pro migranti. Stato condannato a risarcire 76.000 euro la Sea-Watch, e la Meloni che dice si può forzare un blocco. Sono senza parole. Attenzione che queste cose poi fanno giurisprudenza, e soprattutto nelle menti bacate di alcuni si pensa così, dice ma sì, se si può forzare il blocco navale, te l'ho detto, posso forzare anche il blocco dei carabinieri. E no, non va così. Zitti che ci chiudono, ragazzi, ci chiudono, ce li hanno già mandati una volta i gendarmi in via Bellerio. Grazie Sammy Varin, sii gentile. Questo è il messaggio che mi automando al 340 6709 659. Attenzione, siamo sul quotidiano Il Giornale, secondo me il più potente, che a pagina 5 scrive: a non inguai ai suoi amici deputati. Tutti sapevano che siamo di Hamas. Nelle intercettazioni, dicono dei deputati di sinistra, fanno molte cose con noi, quelli di Hamas. Attenzione al taglio basso, un riquadretto, ragazzi, ma se mi state guardando in radiovisione, su YouTube, su Facebook o sul sito radiolibertà.net o anche sulla app di Radio Libertà, cercatela nell'App Store, scrivete Radio Libertà, scaricate l'app e guardate poi un tastino in alto, c'è scritto radio o televisione. Se schiacciate televisione, nel telefonino vi appare anche il video. Senti questa, ve la leggo. Vi prometto che non la commento. C'è il Ramadan, lo sapete questa cosa,
mercoledì, ieri è cominciato il Ramadan, è stato anche il mercoledì delle ceneri, siamo in Quaresima, ma non gliene fotte niente a nessuno, l'importante è il Ramadan. Bene. Mi avete anche scritto, un po' di voi un po' di voi marocchini, eccetera, mi avete scritto buon Ramadan e io vi ho risposto inviandovi la foto con salamini, cose tutte buone, naturalmente solo di maiale. Buon Ramadan a tutti! C'è il Ramadan? Niente interrogazioni. Bufera sulla preside di scuola a Genova. Una circolare che scatena l'ira del centrodestra. Studenti discriminati, il comune se ne occupi. Attention my friend. Bufera a Genova dopo una circolare della dirigente dell'Istituto Vittorio Emanuele II Ruffini, Roberta Pizzirani, che in sostanza consiglia agli insegnanti di ridurre le interrogazioni e l'attività fisica nel periodo del Ramadan, in cui si pratica la religione musulmana digiuna dall'alba al tramonto. Quindi praticamente questi dall'alba al tramonto non potrebbero né mangiare né bere. Diversi docenti hanno ma facciamoli stare a casa da scuola, già che ci siamo. Diversi docenti hanno inviato una segnalazione all'ufficio scolastico regionale ed è scoppiato un caso politico. 2 le interrogazioni in consiglio comunale, una della Lega. Gli insegnanti sono rimasti perplessi da queste indicazioni. Si rischia una seria discriminazione tra gli studenti. Il comune si è interessato della vicenda. Il problema è che il comune di Genova è del PD. L'altra interrogazione l'ha fatta il PD. È didattica, è pedagogia. Quella è una scuola con una percentuale evidente di studenti di fede musulmana. Ramadan, facciamo un Ramadan. No, scusa, vorrei finire proprio con questo. Allora, aspetta un attimo. No, perché io ci tengo a queste cose. Queste sono anche tradizioni. Allora, facciamo un Ramadan. Lo sto cercando, perché se c'è la canzoncina, questa la trasmettevamo ai tempi di Radio Padania Libera, e giustamente per salutare tutti i nostri amici musulmani all'ascolto, e so che ci siete, lo so perché mi odiate ma anche mi amate, siete innamorati. Picciu, Sammy Varin vi ha fatto innamorare, e allora c'è la pausa delle 8, ma prima del pianista, e che pianista oggi c'è, Ludovico Einaudi, ascoltiamo questo bellissimo pezzo cantato appositamente per prendere per il culo la Lega, ormai penso che abbia 10-15 anni, perché iniziavamo già ai tempi a tirare fuori il ditino dicendo c'è qualcosa che non funziona, sta succedendo qualche cosa nel nostro paese, ci stiamo tirando giù i pantaloni e pure le mutande davanti ai musulmani. Bene, allora ecco la canzoncina che ci hanno dedicato tanti anni fa per prenderci per il culetto. Si intitola, e mi scuso con Afrik Simone, ma è proprio il suo pezzo, Ramaya, e diventa per gli amici piddini facciamo un Ramadan. Ramadan, facciamo un Ramadan, cristiani e musulmani, tenendoci per mano. Oh, Ramadan, facciamo un Ramadan, cristiani e musulmani, che Ramadan. E se pregano per la via, la 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 la, arriva subito la polizia, la 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 la, che se li porta tutti via, la 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 la, lo capisce anche mia zia, la 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 la. Occorre un posto per farli pregare, c'è tanto spazio in ogni città, e chi se ne frega se poi la Lega dice che non si fa. Ramadan, facciamo un Ramadan, cristiani e musulmani, tenendoci per mano. Oh, Ramadan, facciamo un Ramadan, cristiani e musulmani, che Ramadan. Dice una legge dello Stato, la 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 la, pregare insieme non è un reato, la 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 la, e non è neanche proibita, la 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 la, una moschea bella e pulita, la 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 la.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Per fortuna che Einaudi c'è, ragazzi, e ci ha calmato un attimino una camomilla che ci voleva dopo Ramadan. Facciamo un Ramadan, che lo trovate su YouTube, facciamo un Ramadan. Mi pare che fossero di Genova anche questi. Memory One, Ludovico Einaudi. Il 27 di questo mese esce un album solo piano per festeggiare i 30 anni di carriera di questo grande pianista. Le 8:05, buongiorno Sammy Varina, anche in versione serale, lo sapete, dalle 20 alle 21 va in replica questa rassegna stampa, ma la potete ascoltare a qualunque ora del giorno o della notte. Cercatela su Facebook e su YouTube cercando Radio Libertà o anche Lega Salvini Premier. Siamo in diretta su questa importante pagina Facebook con più di 1 milione di follower per chi cerca una certa informazione che altre testate non possono o non vogliono dare. Grazie anche a chi ci segue con la Radio DAB e col maltempo si lamenta che ogni tanto ci sono interruzioni, ma anche su internet succede, sai? È per quello che io vi dico, predisponete la vostra stazione d'ascolto utilizzando tante piattaforme diverse. Da una parte vi procurate una radio e in un qualunque negozio di elettrodomestici vendono radio. Tu conosci radio? Ormai tutte le radio recenti hanno, oltre alla banda FM e la banda AM, anche la banda DAB,
DAB, che c'è anche in tutte le autoradio di auto recenti. Schiacciando DAB non utilizzate internet, sono sempre onde elettromagnetiche ma sono digitali, quindi fuori tutta l'antenna, vedrete che la vostra radiolina si autosintonizza, tutte le stazioni radio che si sentono nella vostra zona, in ordine alfabetico cercate Radio Libertà e qui avete una certa certezza di non perdere la nostra sintonia. È chiaro che ci sono ripetitori che trasmettono questo segnale, come ogni ripetitore, con temporali, maltempo, freddo, caldo, manutenzione, può darsi che non si senta bene, che ogni tanto sparisca l'audio, e allora sopperite appunto cercando Radio Libertà su Facebook o su YouTube, o ancora scaricando l'applicazione di Radio Libertà sul vostro cellulare. Ultima istanza, il sito radiolibertà.net, anche qui difficilissimo che si blocchi, ma a volte ci sono degli intoppi nella rete internet per cui in qualche paese del mondo non si trova più Radio Libertà, e questi sono i dilemmi mondiali. Dici, ma perché? E non si sa perché, questo è il problema. Qualcuno non ci ama? Potrebbe anche darsi. Intanto vi ho svegliato per bene, mi fa piacere, perché il mio compito alla fine è accompagnarvi al lavoro o a fare la spesa o semplicemente convincervi che dovete alzarvi da quel letto, giù dalle brande, e mi ha fatto piacere, mi avete sommerso di messaggi al 340 67 09 659, e quando me ne scrivete così tanti vuol dire che c'è un motivo e probabilmente vi ho fatto arrabbiare per qualche cosa. Bene. Cosa dicevo? No, stavo parlando arabo perché appunto oggi parte il Ramadan. Un messaggio audio sul cursore, sentiamo cosa dice questo. Signori, buongiorno. Buongiorno. Semmi, buona giornata. Qui ovviamente piove, ma va bene così, nessunissimo problema. Io mi sono già ascoltato la replica dell'auto da fè con il signor Cainarca prima, delle cose interessanti hanno detto sul discorso del star benedetto referendum, a parte quello. Tanto per incazzarmi ho sentito la notizia di quella penale che dobbiamo pagare all'Open Army, pare, quella della racchetta, una vergogna. Eppure c'è qualcuno che sostiene, dico non fatto bene, certo, perché la giustizia trionfa. Benissimo, allora io domani vengo a casa tua, ti sfondo la porta, entro dentro, faccio i cavolacci miei, tanto poi la giustizia mi dà ragione, non solo, mi paga pure, e l'altro invece rimane, come si dice, cornuto e mazziato. Benissimo. Concludo, ti ho inviato 3 fotografie, spero che non le abbiano cancellate, scattate nell'ottobre del 2015, quando tu fossi presente, sì, ospite, sì. Cosa diavolo è, comunque va bene, dai, a Caluso, sì. in una delle feste, il un pranzo della Lega. Del Mago. Altri tempi, adesso sono passati quasi 11 anni, se qualcuno manda dei messaggi al mattino a rompermi. Va bene così. Tutti svegli. Saluto, ciao a tutti, buongiorno, ciao. Grazie, carissimo ristorante Il Mago di Caluso, un ristorante bellissimo, gigantesco, ed eccole qua le fotografie, falla vedere, guarda, un Alessandro Morelli decisamente giovinetto, con scritto Radio Padania Libera sulla maglietta. Ah, che storia, guardalo Sammy Varin con la felpa della famiglia, sì, con il simbolo di un papà, di una mamma e dei 2 figlioletti. Ce l'ho ancora e ci sto ancora dentro, ragazzi. Guarda, io che firmo gli autografi, i CD che abbiamo distribuito, uno di questi si chiamava Sammy Varin e i Giovani Leoni, ed effettivamente è ancora, ce ne abbiamo ancora, e contiene, pensa, una canzone che farò sentire la prossima settimana, di un artista che si esibirà a Sanremo. Giuro, ed è un mio errore, perché io, quelli che intervisto non possono andare a Sanremo, non andranno mai a Sanremo. Cazzo è capitato? Cioè, praticamente c'è una voce femminile che è la voce del gruppo Le Bambole di Pezza, cioè dopo essere stata intervistata da Sammy Varin 15 anni fa, gli ho prodotto anche il CD e la canzone è entrata in una nostra compilation. Questa si è dedicata al rock
rock, punk, cioè ne sta facendo di tutti i colori. Il gruppo Le Bambole di Pezza, che si esibiscono a Sanremo la prossima settimana, hanno come voce quella di Cleo Martina Ungarelli, che è inserita in questa compilation Sammy Varin e i Giovani Leoni, che abbiamo distribuito a più non posso in tante feste targate in Lega, naturalmente artisti indipendenti. Perdonatemi, è stato un mio errore. Io voglio gente normale che non fa successo, voglio gli sfigati, voglio quelli che sono bravissimi ma non ce la fanno. E ogni tanto mi sbaglio e qualcuno ce la fa. Dai, sto scherzando, ci mancherebbe, sono contentissima per Cleo e a volte porto fortuna, vedi. Ciao carissimo Sam, mi ha fatto bene la Meloni a essere incazzata. Ti ascolto sempre, Marco di Agrate. Ci starebbero bene le estrazioni del letto oggi. Vero, ma estrazioni del letto. 3, 4, 0. Non riesco. Ce l'ho fatta, però vedi che alla fine ride. Cioè, oggi non sono ancora riuscito a far ridere il regista Simone e quando non lo faccio ridere mi intristisco moltissimo, no? Però a volte se ce la faccio vuol dire che non ho fallito del tutto. Ho un motivo per cui mi sono estratto dal letto e sono venuto qua stamattina. Mazza, una rassegna stampa più schifosa di questa. Grazie Marco. Le estrazioni del letto è un modo di dire storico che ho lanciato ma forse erano ancora gli anni 70, fine anni 70, quando facevo radio da bambino. 3, 4, 0, 6, 7, 0, 9, 6, 5, 9. Abbiamo trasmesso le estrazioni del letto e così facendo la gente a casa ride, capito? E no, lo sto spiegando a Simone e a tutti quelli che sentono per la prima volta questa radio e dicono vabbè, ma cioè ecco, ok, mi fermo, non vado più neanche avanti a leggere i vostri messaggi, ma continuate a scriverli perché li accumulo, sono sempre più pesanti, pesano, se non ce la faccio entro le 9:30 a leggerli, sono in onda anche alle 11 e quindi li leggerò tutti prima di uscire da qua. Devo tornare sul quotidiano Il Giornale perché secondo me è il più ricco e quindi mi ci ficco. Violenza antagonista, scrive a pagina 6 e 7 e attenzione, è una meditazione interessante, paragonare la morte di Quentin, quel ragazzino di poco più di 20 anni ucciso in Francia semplicemente perché non era di sinistra. La premier è intervenuta sul ragazzo ucciso a Lione, nei guai un altro uomo di Arnaud, si scrive a pagina 6 del quotidiano Il Giornale. Ripeto, oggi c'è su parecchi quotidiani ancora sta cosa, come se si dovessero discolpare perché per giorni e giorni nessuno ha scritto nulla e aspettavano un ordine dall'alto. Perché violenza antagonista? Perché si paragona questa violenza, picchiare uno fino ad ammazzarlo, e sta diventando una moda niente male, perché sta succedendo molto spesso anche con la polizia presa a martellate, a ciò che accade dal punto di vista anarchico, ad esempio sui binari a Bologna. Sassi sui binari a Bologna, fermato un anarchico, quest'altro ventenne che piazza decine di pietre sulle rotaie, ma le forze dell'ordine sventano il deragliamento di un Frecciarossa, indagine della DDA. E in basso l'analisi di Fausto Biloslavo che scrive: la rete della Jean Garde tra le palestre di Napoli e inni ai jihadisti di Boko Haram, così l'estremismo rosso si è saldato con l'Islam radicale. Un militante del gruppo ha giustificato la decapitazione di un insegnante francese. Zitti, ma vi leggo soltanto le prime 3 righe di Fausto Biloslavo e oggi se comprate il giornale è un altro articolo da non perdere. Salvini, Napoli ti odia. È la scritta firmata con la stella rossa e rilanciata sulla pagina Facebook della Jean Garde antifasciste assieme ad altre immagini rivoluzionarie scattate nel 2021 durante una probabile missione in Italia. Qua mi fermo, ma avete capito.
il polso della situazione? Giro la pagina, ancora sul quotidiano Il Giornale, il blitz di Mattarella al CSM e la sinistra lo arruola per il no. La Premier tira dritto, criticare i magistrati e le sentenze assurde è nostro diritto. Nordio che dice mi adeguerò a richiamo del Colle, il nodo affluenza per la vittoria del sì. Attenzione al taglio basso, l'articolo di Filippo Facci, per favore non leggetelo, perché questo vi fa veramente cadere il biscotto nella tazza. E dopo ritrovarlo è un casino. Altro che puniti, è uscito un libro che si intitola Applausi e sputi di Vittorio Pezzuto e che parla del caso Tortora. Altro che puniti, carriere brillanti per le toghe del caso Tortora. Il giudice Fontana negò persino l'errore giudiziario. Non ve lo leggo perché vi voglio bene, ragazzi, ma se leggete questo articolo cambia molto nella vostra vita, pensando naturalmente a ciò che è accaduto sul caso Tortora. Peccato che lo proiettano su quella piattaforma che io non ho, come si chiama, HBO, qualcosa del genere. Cioè, ma dico, ma uno cosa si deve abbonare a tutto il mondo per vedere le cose? Pagina 10, per favore, cerchiamo di sopravvivere perché sta arrivando l'autonomia. Paginone di Francesco Boezzi a pagina 10 del Giornale, ma bada ben, su tutti i giornali si torna a parlare che arriva l'autonomia. Ecco la svolta per il Nord con la T finale. Siglate le preintese tra il governo e 4 regioni. Salvini, promessa mantenuta. L'autonomia differenziata è più vicina. Ieri il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera agli schemi di preintesa disciplinari con 4 regioni. Le regioni amiche, come scrive qualche giornale di sinistra, of course, quelle meno imbecilli, diciamo così. L'ordine del giorno della riunione integrato nella mattinata ha previsto 4 accordi con la Lombardia, con il Piemonte, con il Veneto e con la Liguria. Il vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha messo l'accento sulle radici storiche della battaglia. Un provvedimento utile per tagliare sprechi, aiutare i cittadini in difficoltà, premiare chi amministra bene. Altra promessa mantenuta, ha detto il leader leghista. Grande la soddisfazione del ministro per gli affari regionali e per l'autonomia Roberto Calderoli, che ha parlato di un passaggio storico. Ora andiamo avanti, ha aggiunto. Il governo e le regioni si sono così impegnati a proseguire il negoziato per trasferire ai territori ulteriori competenze. Il perimetro delle materie è definito e la volontà comune di arrivare all'accordo definitivo è stata formalizzata. Fuori dai LEP, cioè i livelli delle prestazioni che lo Stato deve garantire in maniera uniforme per l'intera nazione, sono stati citati la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare integrativa, il coordinamento della finanza pubblica con evidenti riflessi sulla sanità. In piazza Colonna a Roma i 4 governatori interessati hanno concordato. Si tratta di un passaggio storico verso una rivoluzione istituzionale. E io posso aggiungere verso il federalismo? Mi permetto, ha esordito il governatore veneto Alberto Stefani, di segnalare l'importanza della tutela della salute in coordinamento con la finanza pubblica, che oltre a eliminare i silo si integra anche la possibilità dei fondi sanitari integrativi nella spesa sanitaria. Gli ha fatto eco il presidente lombardo Attilio Fontana, che già intravede la conclusione di questo percorso. Il governatore veneto ha pure elencato alcuni benefici in cifre. L'integrazione dei fondi sanitari integrativi nella spesa sanitaria potrà tradursi per il Veneto in circa 300 milioni di euro in più destinati ai cittadini. Per il presidente piemontese Alberto Cirio da ieri è stato fatto un passaggio importante per rendere più forte l'Italia. Per noi, ha osservato il presidente ligure Marco Bucci, è un gran passo soprattutto per la sanità e la protezione civile, che sono le 2 cose che hanno l'effetto più immediato sui cittadini. La riforma, ha precisato Cirio, non creerà sperequazioni, differenze, capito? Se gli enti autonomi festeggiano, in Parlamento si assiste allo scontro tra centrodestra e centrosinistra. Per i capigruppo del Carroccio Romeo e Molinari questa tappa è tanto prevista dalla Costituzione quanto chiesta dai cittadini. Il responsabile degli enti locali del Carroccio, Locatelli, ha rilanciato: si concretizza il sogno della Lega per un'Italia efficiente e federale.
Polemiche dal PD, con la segretaria Schlein che si definisce preoccupata. Attenzione, perché tra le materie che vogliono destinare a maggiore autonomia c'è anche la protezione civile. Il rischio per la leader Derm è l'aumento dei divari territoriali, cioè chiedere l'emergenza un po' più in fretta e lo stato di emergenza è un divario territoriale. Io, a concluso, credo che dovremmo fermarci e riflettere. Non è che abbiamo riflettuto abbastanza su quello che serve a un grande paese. Critiche da una parte politica che ha sempre osteggiato l'istanza federalista del Carroccio. Secondo il presidente dei senatori del PD Boccia, l'esecutivo sta aggirando le sentenze e i richiami della Corte Costituzionale. Per la CGIL sarebbe addirittura a rischio la coesione nazionale. Il centrodestra, con premierato, riforma della giustizia, autonomia, sta portando avanti il programma elettorale con cui ha vinto le ultime elezioni, fa notare il quotidiano Il Giornale, e mi sembra il minimo. Pagina 10, attenzione alla doppietta, pagina 14, altra cosettina che secondo me vi piace, che vi dà un motivo esistenziale ulteriore per portare avanti anche questa giornata, targata giovedì 19 febbraio, la Camera vuole punire i deputati trasformisti. Magie, apparizioni, sparizioni, lo eleggono in un partito e finisce nell'altro. Vi ricorda qualcuno? Dalla prossima legislatura tagli di fondi e incarichi per chi lascia il partito con cui è stato eletto. L'unica cosa che ci spiace, insomma, è che dobbiamo aspettare la prossima legislatura. Fabrizio De Feo: cambiare partito o gruppo parlamentare non sarà più una scelta senza conseguenze. Dalla prossima legislatura il deputato che lascerà il proprio gruppo porterà con sé solo metà delle risorse economiche assegnate, l'altra metà resterà al gruppo di origine. È la stretta antitrasformismo contenuta nella riforma del regolamento della Camera appena approvata dall'Aula. Capisci che per cambiare quella Costituzione famosa era un casino, ci mettiamo 20 anni e allora almeno il regolamento della Camera l'abbiamo cambiato. Domanda per voi testoni: si può cambiare anche quello del Senato? Un intervento che riscrive 73 articoli punta anche a colpire uno dei fenomeni più controversi della vita parlamentare, i cambi di casacca. Quindi vieni eletto in un partito, quando ti stanchi te ne vai ed entri in un altro, o magari nel gruppo misto che non viene citato, e questo un pochino mi preoccupa. Il testo, varato con 249 voti favorevoli, 33 astenuti e nessun contrario, quindi direi che sono quasi tutti d'accordo, rappresenta la modifica più ampia dal 97. La norma antitrasformismo dimezza i contributi economici che seguono il deputato in caso di passaggio ad altro gruppo parlamentare. Oggi una quota del finanziamento assegnato ai gruppi proporzionale al numero degli iscritti si trasferisce integralmente con il parlamentare che cambia schieramento. Con la riforma invece solo il 50% di quella quota andrà al nuovo gruppo, una misura pensata per disincentivare il fenomeno dei transfughi che negli anni ha inciso sugli equilibri parlamentari e alimentato diffidenza nell'elettorato. Diffidenza è dir poco, possiamo dirlo, siamo incazzati. La penalizzazione non scatterà nel caso di una scissione politica che coinvolga almeno 7 deputati, quindi se se ne vanno via 7 insieme non scatta. Perché ti formi automaticamente un altro gruppo, capito? No, non ho capito. Altro pilastro della riforma è l'inserimento formale del codice di condotta nel regolamento della Camera, bla bla bla, e comunque da leggere questo articolo se vi interessa. Attenti a quello che c'è scritto sotto, il racconto, ci pensa Paolo Guzzanti, quel vizio sorto dopo l'unità d'Italia che però ha favorito anche la grande politica. Analisi di un fenomeno parlamentare antico, il cambio di casacca. È considerato un male, ma non sempre. Il caso della scissione di Saragat. Volta Gabbana, trasformista, venduto. Quante volte li abbiamo sentiti urlati e scritti questi aggettivi insultanti che abbiamo sentito da quando è nata la Repubblica, perché prima del fascismo votavano soltanto i maschi con un reddito alto, seguendo il principio secondo
secondo cui votano solo quelli che pagano le tasse e vogliono il diritto di controllare come i loro soldi vengono spesi. No taxation without representation, gridavano i ribelli americani. Qui mi fermo, ma anche questo articolo è da leggere, ragazzi. Oggi il quotidiano migliore è forse il quotidiano Il Giornale? Non lo so. Certo è che a pagina 16, oltre alla notizia decapitata a Scandicci, un delitto tra i fantasmi, la vittima è una clochard tedesca di 44 anni nell'area ex CNR, doveva partire un progetto di riqualificazione, un mistero ancora da chiarire. In taglio basso un'altra notizia che i giornali gli hanno dato poco risalto, ma che ci fa incazzare di brutto. Napoli: non è tuo figlio, dammelo. A Caivano un altro ladro di bambini. I comunisti li mangiano, i ciabattanti li rubano. Tentato rapimento in un market, come a Bergamo. In passato casi simili a Milano, Viterbo, Padova. Non ve la leggo la notizia, però sicuramente l'avete vista e sentita in qualche telegiornale e avete visto anche le immagini, ma per fortuna altri quotidiani che vi proporrò tra poco ne parlano. Fa arrabbiare sta cosa, perché sono tutti squilibrati. Questo era ubriaco, capisci? Era ubriaco. Vado su Repubblica? Ma sì, dai, facciamoci del male. Mattarella difende i giudici, ma Meloni attacca ancora, ok? Un riquadro sempre in prima pagina, sì al decreto per le bollette, editoria accuse al governo. Quindi da una parte si cerca di dare una mano a chi ha difficoltà a pagare le bollette, ma sul fronte editoria non arrivano buone notizie. Di spalla, siamo sempre su Repubblica, il summit medico spegne le speranze, no al trapianto. In taglio alto, se vi piacciono gli U2, è uscita Day of Ash, la nuova rabbia degli U2. Ho sentito il pezzo, devo dire che non ci ho capito niente, ma perché forse sto invecchiando, un tempo mi piacevano, o forse stanno invecchiando anche loro. Giro all'interno di Repubblica. Selezione attentissima, ragazzi, e tu dici sei pazzo a entrare su Repubblica? Se vi porto su Repubblica c'è un buon motivo. Allora, prima di tutto, guarda che salto che faccio, filo drittissimo a pagina 19 o forse prima, perché su Repubblica, su alcuni quotidiani, c'è la pubblicità del premio Rosa Camuna 2026, la più alta onorificenza della regione Lombardia. A chi è andato il premio Rosa Camuna 2026 di regione Lombardia? Al team dei professionisti dell'ospedale Niguarda del Policlinico di Milano e di Areu. Grazie per la rapidità, la competenza, il coordinamento nelle operazioni di soccorso e cura dopo la tragedia di Crans-Montana. Un esempio di eccellenza clinica, dedizione e responsabilità. Un sentito e sincero ringraziamento a nome di tutti i lombardi. Firmato Attilio Fontana. E questo è doveroso. Pagina 19, è ancora più doveroso ricordare cosa sta combinando la Lagarde. La Lagarde, la presidente BCE, tentata dalle dimissioni. Ma che cosa c'è sotto? Mossa macroniana anti-Le Pen. Praticamente se si dimette, e noi ieri abbiamo messo Brigitte Bardot per festeggiare, mica scema, si dimette per giocarsi l'Eliseo, per candidarsi contro la Le Pen, ok? Ma ci sarebbe un'altra opzione, la staffetta con la von der Leyen. Quindi qualunque cosa accada, siamo nella merda, sappiatelo. Giro la pagina, dai, scherziamo, posso drammatizzare un pochettino la cosa? No, perché sono i ben pensanti, poi tipo mio padre che dice oggi ho contato, hai detto 3 parolacce, 4 cazzi, 5 merde, mi fa tutta... È vero, avete ragione, ma oggigiorno se non dici una parolaccia non ti ascolta più nessuno, ragazzi. E Crozza è ancora in vacanza, devo pur sopperire. Siamo sempre su Repubblica, attenzione a pagina 23. Perché vi porto a pagina 23? Perché è arrivato il documento del comitato ristretto, sono tutti stretti del Ministero, che ha dato a Crosetto la bozza del DDL. Di che si parla? Si parla di esercito.
100.000 assunti e 15.000 riservisti, il piano per la riforma della difesa. 7.000 unità per leva volontaria, stranieri inclusi. Stranieri inclusi. Spesa di 7 miliardi, ok? Per avere un esercito, i riservisti e Gnigniro e anche Gnignero. Qua mi fermo, c'è la pubblicità, il meteo, Acerbis, ma soprattutto una bellissima canzone del cantautore più anziano d'Italia, Detto Ferrante Angulsola, da ascoltare, ma forse anche da intervistare. Mi sa che domani potrebbe essere intervistato da Francesco Caprini di Rock Targato Italia alle ore 12. A più tardi. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Una perturbazione di origine atlantica fa il suo ingresso sul nostro paese e provocherà oggi numerose precipitazioni. Nella prima parte della giornata piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, localmente anche di forte intensità. Fenomeni anche su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio, mentre altrove il tempo sarà generalmente asciutto, sebbene con cieli irregolarmente nuvolosi. Nel pomeriggio ulteriore maltempo, soprattutto al nord-est, sulle regioni del centro e fin sulla Campania. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio, olio nuovo, prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio bu elve sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Immagina di essere sulla tua barca a vela con la tua bella ragazza e stai navigando tra le molte isole della Dalmazia. Senti come suonano le onde del mare, senti come cantano le loro campane, al mattino i rumori si fanno più lievi, li senti lontano, ti prendo la mano, senti il sussurro dei pini del mare,
senti come cantano le loro cicale. Al mattino i rumori si fanno leggeri, ti prendono per mano, ti portano lontano. Un sussurro di mare increspato, un sussurro di vele spiegate, un sorriso, un sorriso. E tu sei là, là sulla roccia, ti annodi i capelli e i tuoi pensieri, insieme ai rumori che giungono leggeri, ti prendono per mano e ti portano lontano. E tu sei là, alta nel sole, dove sono i confini, dove i nuovi orizzonti. E tu sei là, tu voli e vai su, e ora dall'alto irradi il tuo canto. Un sussurro di mare increspato, un sussurro di vele spiegate, un sorriso, oh sorriso. Guarda le cime dei pini ondeggiare, vedi il colore specchiarsi nel mare. Al mattino i colori si fanno lucenti, ti prendono per mano e ti portano lontano. Vedi i gabbiani vibrarsi nel vento, sento il tuo cuore sognare contento, e le emozioni fan battere il cuore, ti prendono per mano, ti portano lontano. Beh, basta guardare l'anno di nascita, 1932. Lui è Detto Ferrante Anguissola. Questo pezzo Sinfonia di Mare fa parte del suo ultimo album che trovate su tutti gli store digitali o anche su YouTube. Scrivete Detto Ferrante Anguissola. Classe 1932 è il cantautore cremonese dal vissuto straordinario che vi stiamo proponendo in questi mesi, un vissuto che spazia dalla musica alla tecnologia, tanti viaggi per esplorare il mondo, ma anche la continua riscoperta del proprio territorio, della sua antichissima famiglia, anche attraverso la musica. Questo che si chiama Sinfonia di Mare è un inno poetico al mare e alle sue atmosfere, attraversato dal protagonista insieme alla sua donna. Domani forse lo avremo in musica indipendente alle ore 12 con Francesco Caprini. Con il buongiorno rinnovato, solo roba buona nella mia rassegna stampa, anche dal punto di vista musicale. Dico quello e canto quello e suono quello che le altre radio non cantano, non dicono, non suonano. Mentre sul Golfo spirano venti di guerra, scrive Repubblica, Trump sta preparando un attacco contro l'Iran, ma è da mesi che questa cosa si scrive, forse la volta buona. Arrivano tanti WhatsApp al 340-6709-659, vi prometto che ve li leggo tutti quanti, ne leggo solo qualcuno a spot perché devo correre, tra poco c'è il qui Parlamento e poi il tempo se ne va. I giudici vogliono clandestini per forza? Meloni e Salvini allestiscano subito tendopoli per i clandestini sotto casa dei giudici che li vogliono a tutti i costi. Scherza, ma mica poi tanto, Marcello di Ostia. Ciao Sammy, cosa vuoi commentare? L'anarchia in cui ci troviamo. Quando ci sono governi non di centrodestra, ste cose non succedono. Scrive Mario. Ciao Sammy, che bello, la Meloni si è svegliata, ha capito che stiamo
all'ultimo anno di legislatura o cambiava o moriva a livello politico, si intende. Sei il meglio, grazie. Mi amate, lo so, anche io vi amo. Un grande abbraccio a tutti quei ragazzi che alle Olimpiadi ci stanno regalando delle belle emozioni, alla faccia di quelli che hanno manifestato contro le Olimpiadi, anche sabotando i binari del treno. Brava Clara, hai notato? E puff, tutte sparite le polemiche con gli stranieri che vengono qua da tutto il mondo su Instagram, felicissimi di tutte le cose buone. Oh, ma quanto ingrasseranno questi? Tornano a casa tutti ciccioni. Finite le polemiche, gli unici che fanno le polemiche, chiaro, sono quelli di sinistra che vogliono far deragliare i treni e che, ti immagini se viene Trump a Milano domani? Non ci voglio pensare, non ne parla nessun giornale oggi, tutti zitti a vedere come va a finire quella partita. Che li pagano quei politici di sinistra che erano sulla ONG? Sì e no, invece no, paghiamo noi. E lo speronamento della motovedetta della finanza, la Rackete lo risarcisce o no? No, questa pare che sia una cosa dovuta. Anche se, è assodato, non c'era nessuno che stava morendo tra quei poveri migranti, cioè quelli che stavano male erano già stati presi prima, hai capito? Buongiorno, sì, per il Ramadan non mangiano dall'alba al tramonto, ma dal tramonto ci stanno dentro e sono più energici dei nostri, cara Gabri, lo so, e di questo siamo molto invidiosi. Non occorre leggere in diretta, grazie Sammy, ma parlavo del sistema Alexa di Amazon, o anche la DAB, quella piccolina bianca acquistata dalle tue mani a una bella cena in Friuli, ma la batteria è durata troppo poco, ne ho comprato un'altra, una Denver che funziona. Grazie per l'affetto. Sì, è vero, siamo stati i primi a vendere le radio DAB appena era nato questo sistema. Adesso le vendono tutti quanti e sono anche di migliore qualità. Sì, come dicevo prima, è meglio utilizzare sia un sistema che l'altro, sia Alexa, il sito, il computer, eccetera, che la radio DAB, che certamente, se poi va a corrente, non consuma le pile e nello stesso tempo non utilizza neanche i gigabyte di internet. Ciao Sammy e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Io ricordo un carabiniere che disse, rivolgendosi a una signora sbandata durante una manifestazione: Mattarella non è il mio presidente. E la ricordo anch'io questa frase. Credo che quel pensiero sia condiviso da gran parte degli italiani intellettualmente onesti e non vincolati a ipocrisie ideologiche. Mattarella purtroppo non considera il popolo sovrano. E caro Mauro, il problema è che l'abbiamo eletto un po' tutti noi, nel senso non noi, ma i partiti che abbiamo votato, perché non c'era nessun altro che mettesse d'accordo tutti, capito? E ce lo teniamo. Sono su Repubblica, ci rimango signori, perché dopo avervi dato la notizia che arrivano 100.000 assunti e 15.000 riservisti, questo è il piano di Crosetto per la riforma della difesa, anche stranieri, a pagina 25 si sibila che potrebbe esserci una messa in scena da parte dei colleghi della gente che sparò durante un controllo a Milano. Pagina 25 di Repubblica, signori, l'ombra della messa in scena sul caso del pusher ucciso. Interrogati oggi 4 colleghi della gente che sparò durante un controllo a Milano. Ipotesi: uno di loro mise la pistola accanto alla vittima. I soccorsi chiamati dopo 23 minuti. T'hai visto? Li vogliono far fuori. Solo un piccolo riquadro in basso su Repubblica. Bologna mette pietre sui binari, arrestato un operaio di 20 anni. Evitato in extremis l'impatto con un Frecciarossa, il ragazzo è accusato di attentato alla sicurezza dei trasporti. Di nuovo giro la pagina, buone notizie, bollette, aiuti per 5 miliardi, il conto alle imprese elettriche, ma soprattutto a pagina 31 l'autonomia riparte dalle regioni amiche e il PD che dice nuova forzatura, intesa preliminare con i governatori di Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. La Lega esulta, traguardo storico. Paginone anche sul quotidiano La Repubblica. Signore e signori, il federalismo si avvicina. Qui Parlamento. E ci fa piacere ritrovare sulle nostre frequenze il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio. Buongiorno.
Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori. Allora, sempre puntualissimi. Ti ringrazio della disponibilità. Oggi siamo anche contenti, Giorgio, perché abbiamo visto su fronte autonomia si fanno passi avanti. Avere un'Italia federale non è più un'utopia, e devo dire oggi su tutti i quotidiani sono stati obbligati a parlarne di questa cosa, ma anche tu ci porti buone notizie, perché tu tra l'altro sei responsabile Dipartimento Agricoltura della Lega, e arrivano novità sul fronte ripopolamento delle specie ittiche non autoctone e naturalmente riguardanti anche le attività economiche legate a quella che è la pesca sportiva e non soltanto. Allora, in questa valle un po' meno di lacrime quest'oggi, perché abbiamo anche delle positività, che cosa ci racconti tu su questo fronte, Giorgio? Allora, intanto lasciatemi dire, faccio un brevissimo passaggio sul tema dell'autonomia, che per noi è la madre di tutte le battaglie ed è un tema molto caro a tutti i leghisti, soprattutto a tutti coloro che sono simpatizzanti verso la Lega, coloro che credono veramente in uno Stato più efficiente, più efficace, più vicino ai territori, più vicino alla gente. E qui il grande lavoro fatto da Matteo Salvini, il ministro Calderoli bravissimo nel portare avanti intanto le istanze e soprattutto la possibilità dell'applicazione dei LEP su queste materie, e la volontà da parte dei governatori che hanno aderito a questo progetto iniziale molto molto importante, perché di qui si parte e non si torna indietro. Io credo che stiamo dando delle risposte concrete, come li stiamo dando attraverso i nostri ministri che stanno lavorando benissimo. Ho citato Calderoli adesso, il ministro, ma il ministro Matteo Salvini come ministro delle infrastrutture, il ministro Valditara sulla scuola. L'altro tema molto molto importante riguarda il tema della disabilità, con la ministra Locatelli che sta facendo un ottimo lavoro. Insomma, io credo che la Lega al governo sta dimostrando di essere capace a fare squadra con gli alleati, un centrodestra forte, ma dall'altra parte di essere molto molto competitiva nel risolvere i problemi e nel dare speranza, perché ricordiamoci sempre che la speranza è fondamentale per intercettare anche quelle persone che oggi sarebbero intenzionate magari a non votare, oppure non gli interessa tanto, però avendo la possibilità di dare un input per il futuro del nostro paese, soprattutto noi pensiamo alle nostre aree molto molto importanti, se pensiamo alle regioni dalle quali proveniamo, io arrivo dal Piemonte e credo che questo dato sia strategico. Però passiamo al secondo tema, la domanda di oggi, che credo che sia quella più importante. Noi siamo riusciti attraverso i colleghi della Camera sul proroga termini a prolungare al 31 dicembre 2026 quelle che sono le emissioni delle regolamentate delle specie ittiche che non sono autoctone nelle acque interne, che questa sembra una proroga tecnica, ma non lo è, perché questa è anche una scelta politica molto chiara. È una scelta che tutela un comparto, secondo mio avviso, produttivo strategico, che è stato possibile grazie al lavoro che abbiamo fatto come Lega. Io ricordo che già la scorsa legislatura il senatore Simone Bossi fece un ottimo lavoro e con lui io sto continuando a lavorare. Lui è presidente della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee della Lombardia, ma insieme al presidente nazionale federale che è Claudio Matteoli, che è presidente della PISAS, con loro collaboriamo. Noi stiamo parlando di oltre 2 milioni nel nostro paese di praticanti di pesca sportiva, ci sono oltre 800.000 licenze attive nelle acque interne, cioè è un impatto economico anche questo importante. Parliamo di attrezzature, di filiera commerciale, di permessi, di concessione, di quello che è il turismo ambientale, strutture ricettive, ristorazione, indotto locale, tutti questi temi, perché questa è una materia delicata. Dov'è che incrocia il problema? Lo incrocia sul regolamento europeo sulle specie esotiche invasive, quello che era il regolamento 1143-2014, che è la tutela della biodiversità, e poi va a finire nella competenza regionale in materia di gestione faunistica, ma è tutto demandato, ecco vedi, anche qui il tema del federalismo sarebbe fondamentale. C'è ancora il Ministero dell'Ambiente e della Sovranità Energetica che decide insieme ad ISPRA, insieme ad altri. Se fosse demandata come norma chiara e trasparente alle regioni, soprattutto perché questo coinvolge un tema importante, che sono quasi tutte le regioni del nord e del centro che hanno questa problematica sul ripopolamento,
e allora diciamo che potrebbe essere una soluzione importante. Infatti la proroga cosa consente? Consente di mantenere operative tutte quelle attività che sono già autorizzate nel rispetto delle norme europee e in attesa soprattutto di un quadro definitivo, perché qui tocchiamo il tema fondamentale della tutela della biodiversità, della continuità gestionale, ma anche della sostenibilità economica di un settore strategico per il nostro paese. È particolare perché il pescatore anche lui è un custode dell'ambiente, non dimentichiamocelo mai. Noi abbiamo definito l'agricoltore custode dell'ambiente del territorio, ma anche il pescatore, perché comunque anche lui ambientalmente spesso e volentieri segnala quando ci sono delle problematiche, inquinamento delle acque oppure rischi idrogeologici, perché lui è quello che va sulla sponda del canale, del fiume, eccetera, magari nelle aree che non sempre sono raggiungibili da tutti o tutti ci vogliono andare o ci vanno per motivi più diversi, però questo è il pescatore, è anche una persona, soprattutto nelle aree interne. Voi pensate a tutte le aree interne, ma anche le aree di montagna, perché qui parliamo di fiumi che partono dalle montagne che possono essere ripopolati e di conseguenza c'è un risultato molto molto importante. Noi abbiamo chiesto questo perché noi, lo dico in modo molto chiaro, non possiamo permettere che un comparto che vale oggi più di 1 miliardo di euro, perché questo comparto vale quello, e coinvolge oltre 2 milioni, come dicevo, di pescatori, possa essere lasciato in quella che è determinata un'incertezza, perché questi vuoti legislativi, questa mancanza di rapporto, eccetera, crea veramente delle distinzioni forti, ma poi crea un'indecisione totale, come il più delle volte accade quando ci confrontiamo con l'Europa, che fa dei regolamenti che poi sono completamente inapplicabili. E poi questa proroga riconosce anche la centralità del settore e soprattutto il lavoro che abbiamo fatto anche noi come Lega, perché ricordiamoci sempre, e questo parte dall'attività che abbiamo fatto abbiamo inserito nel semplificazione lo scorso anno, approvato a novembre dalla Camera dei Deputati. Era stato un emendamento dei relatori che avevamo preparato e l'aveva sottoscritto la collega Desi Pirovano, senatrice, e di conseguenza era relatrice al provvedimento semplificazioni, e di conseguenza è entrata in vigore questa norma che però finiva il 31 maggio di quest'anno. Noi, a dire il vero, avevamo chiesto una proroga fino al 31 maggio del 2027, ce l'hanno concessa fino al 31 dicembre, ma stiamo lavorando anche perché l'ulteriore passo, il decreto ministeriale attuativo, che deve arrivare rapidamente. Noi abbiamo già chiesto al Ministro, ci è stata data la massima disponibilità, e devo dire che il Ministro Picchetto su questo, compreso, lui anche piemontese, ha compreso bene la problematica, però bisogna essere molto chiari e trasparenti, perché poi alla fine c'è sempre qualcuno che si infila in mezzo per fare, diciamo, quello che non dovrebbe fare. Perciò grande soddisfazione, ma soprattutto siamo vicini ai nostri pescatori, ai nostri uomini e donne che esercitano questa attività sportiva e che amano stare sul nostro territorio. E io ti ringrazio di queste buone notizie e ti auguro una buona giornata di lavoro. A presto! Grazie a voi e buona giornata, grazie a tutti gli ascoltatori e buona giornata a tutti. Qui Parlamento. Grazie al senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, che ci ha commentato anche questa notizia su gran parte dei quotidiani dell'autonomia che arriva, che si muove e che è un preludio importante a quello che noi portiamo avanti da quando la Lega è nata. Il motivo della nascita è un'Italia federale. Sentiamo anche certamente i vostri commenti al 340-6709-659. Vi invito sempre a scrivere solo WhatsApp, anche audio o video, perché è importante su una radio che si chiama Radio Libertà approfittare che ci siamo. 340-6709-659. Le altre radio non vi permettono di fare questa cosa, soprattutto all'interno di una rassegna stampa, disturbando il guidatore. No, il guidatore sono io, nessuno può dire niente. Siamo sul quotidiano La Repubblica. L'ultima segnalazione che vi faccio da Repubblica è a pagina 38, interessante, dai fake all'intelligenza artificiale, così Umberto Eco aveva previsto tutto questo. Non sono Nostradamus, diceva il grande filosofo e scrittore scomparso esattamente 10 anni fa, ma le sue intuizioni sul futuro sono incontestabili. Basta leggere i suoi libri più
famosi. Articolo di Stefano Bartezzaghi. Ancora oggi i lettori abituali si chiedono cosa ne penserebbe il professore. Leggete questo articolo e vi accorgete come tante cose le ha sapute prevedere. Non sono Nostradamus, ma quasi. Molliamo il quotidiano Repubblica? Certo che lo molliamo, assolutamente. Poi vi porto anche sulla Stampa, anzi quasi quasi vi porto subito. Lo famo strano? Esagero? Sì, dai. Pagina 8 della Stampa. Svolazziamo perché c'è un virgolettato: i ministeri paghino per lo stop alla Sea-Watch, nuova lite sui giudici, Eccola qua, la Carola Rackete, quella con le gambe ma anche con le ascelle pelose. Però perdonatemi, cosa c'è di male ad avere le gambe e le ascelle pelose? Secondo me è anche una roba eccitante la donna pelosa. Va bene, la sentenza: 76.000 euro alla ONG che è stata ferma per tutti quei giorni. Il centrodestra dice è ideologia. Chiaro che Mattarella non ha fatto in tempo ad apparire al suo CSM, che adesso ce ne sarà 2, quindi dovrà apparire 2 volte, che succedono cose. E noi come possiamo non pensare che non siano avvertimenti, che non siano dei pizzini che ci arrivano? Attenti a cambiare la giustizia votando sì al referendum, attenti. Non vi viene questo dubbio? 340 6709 659. Fatemi sapere. D'altronde siamo sul quotidiano La Stampa. Attenzione, in taglio basso c'è l'intervista a Nicola Molteni, sottosegretario all'interno, che dice: c'è un cortocircuito nel sistema, inaccettabile risarcire chi viola la legge. Non faremo passi indietro. Da certi magistrati approccio ideologico. Il numero di rimpatri nel 2025 è il doppio rispetto ad alcuni governi di sinistra. Il progetto in Albania non è un costo, così investiamo in sicurezza. Vi leggo qualche passo di questa intervista oggi sulla Stampa. La sentenza che fissa il risarcimento per la ONG Sea-Watch è la conferma che siamo al cortocircuito del sistema. Nicola Molteni è sbalordito per la decisione dei giudici di Palermo, è sottosegretario all'interni e lo era anche nel 2019, all'epoca dei fatti. Io ero al Viminale con Salvini, ministro all'epoca, e ho vissuto quella vicenda. La Sea-Watch viola il divieto d'ingresso, viola la legge italiana, sperona un'unità navale della Guardia di Finanza, trasferisce clandestini in suolo italiano e alla fine sono i cittadini a risarcire la ONG tedesca con 76.000 euro. Questo è inaccettabile e offensivo per la giustizia e per la dignità delle nostre forze di polizia. Sui fermi, sulle multe, sulle confische alle ONG che violano la legge, la Lega non farà mai passi indietro. Che ne pensate voi? 340 6709 659. Sempre sul quotidiano La Stampa, sembra incredibile, ma c'è un paginone di Francesco Grignetti dedicato all'uomo delle 23 condanne. Ehi là, sono proprio io, l'uomo delle 23 condanne. Spaccio, rapine, furti e una violenta aggressione a una donna, ma resto in Italia. Errori procedurali e l'Algeria che non collabora hanno impedito l'espulsione di questo signore. E abbiamo visto che questi signori si mettono anche a rapire i bambini. Chissà come mai, oggi è difficile trovare quotidiani che tirano in ballo questa notizia. È successo ancora, dopo Bergamo è successo giù nel Napoletano. Chissà perché non ne parlano. Pagina 16 della Stampa invece si parla ancora della vicenda Kentin. Anche noi ne stiamo parlando e ne parleremo. Domani nel cui Parlamento abbiamo Luca Toccalini. Kentin, sinistra nella bufera, fermati altri 2 fedelissimi del deputato di Mélenchon. Avrebbero massacrato il militante di destra e Meloni che dice una ferita per l'Europa. E noi cercheremo e cerchiamo di capire se ci sono collegamenti con questi personaggi e con quelli di ultrasinistra che mettono i sassolini sui treni, che spaccano la faccia dei poliziotti a martellate e che fanno tante cose particolari, diciamo così. Attenzione, perché Bonelli è stato minacciato di morte. No, questa cosa non si fa. Io minacciato di morte?
Salvini ci trasforma in bersagli. Parla il deputato di AVS, colpita anche la mia famiglia, se continua così sono pronto a lasciare. Oh, non facciamo scherzi, senza Bonelli io non faccio più la rassegna stampa. Scherzi a parte, a me sta simpatico Bonelli fin dai tempi che ci aveva il sasso in mano, eccetera. Insulti, minacce, offese, vergate sui social, ma anche in lettere recapitate ad Angelo Bonelli, deputato di AVS, Alleanza Verdi e Sinistra, e ai suoi familiari. Finora aveva parlato solo agli organi di polizia, adesso lo ha fatto in aula a Montecitorio. Si è deciso dopo che la sigla del suo partito è stata messa da Salvini sopra l'immagine di un articolo di giornale dedicato all'omicidio Kentin. Trovo veramente inquietante quello che ha fatto Salvini. Ho informato la presidente Meloni stamattina mettendola a conoscenza di tutto. Mi ha risposto subito dicendo vivamente che le dispiaceva e che sa cosa significa tutto ciò, ma i fatti restano e anche le responsabilità. Colpa di Salvini, quindi. Allora, ministro degli interni Piantedosi, dopo gli scontri di Torino in aula, rivolgendosi alla nostra alleanza, ci ha accusati di essere complici, conniventi delle violenze politiche, perché sfilare insieme a loro significa, secondo lui, legittimarli. Non accorgersi di niente, non avere un servizio d'ordine che frena questi imbecilli, aprire gli ombrelli quando loro si cambiano e si mettono il passamontagna, sono tutte sinceramente nostre meditazioni, sicuramente sbagliate, però a volte si fa 1 + 1 che fa 2, ma chiaramente solidarietà a Bonelli. Noi lo amiamo Bonelli ed è giusto che continui a fare politica. Giro di nuovo la pagina e dove vado? Sono sul quotidiano La Stampa per un buon motivo, perché anche qui cosa c'è? C'è la pausa. Ma io volevo parlare ancora di autonomia. No, non posso. C'è la pausa. Arrivo tra poco. Sia lodato mio Signore per coloro che fan pace, perdonano per il tuo amore, sopportando infermità e tribolazione, che da te siano incoronati. Lodato mio Signore per messerlo, frate sole, e ci illumini ogni giorno, grazie a Lui. Per la luna e per le stelle tu nel cielo le hai formate, e risplendono preziose, chiare e belle. Per frate vento e le nuvole nell'aria, per il sereno ed ogni tempo. Lodato mio Signore anche per sorella acqua, che è molto utile, umile e casta. Sì, laudato mio Signore per frate fuoco robusto e forte, attraverso il quale illumini la notte. Per sola nostra madre terra, che ci nutre e ci governa, producendo molti frutti, fiori ed erba. Lodato mio Signore per la morte corporale, dalla quale nessun uomo può scappare. Beati quelli che troverà nella tua volontà.
Questa è la Christian Music. Siamo l'unica radio al mondo che ogni giovedì alle 9 manda in onda un pezzo cristiano, e c'è un sottobosco bellissimo di artisti cristiani, anche alcuni frati, suore no, non ne ho viste, ma frati ce n'è. Lui è Fra Federico Russo, il cantico di Frate Sole, famosissimo, il celebre cantico delle creature di San Francesco, reso in musica per la prima volta nel 2005 da questo religioso dell'ordine dei frati francescani minori, celebre anche per avere composto nel 2001 il Canto dell'amore, divenuto uno dei brani liturgici e devozionali più diffusi in Italia. Fra Federico Russo, cantico di Frate Sole, per celebrare l'inizio della Quaresima da molte parti, ma non da tutte. Lo so, c'è il carnevale ancora in giro, sono a casa da scuola i nostri ragazzi, e anche il Ramadan. Prima abbiamo mandato in onda Ramadan, facciamo un Ramadan, è chiaro, ma direi che il Ramadan è un po' più importante, quindi diamo precedenza. Ci sono alcune scuole che hanno smesso di interrogare i ragazzi musulmani perché c'è il Ramadan, sappiatelo. Buongiorno, sono Sammy Varin, questa è Radio Libertà, una rassegna stampa fuori dal normale che vi porta oggi addirittura sul quotidiano La Stampa. Siamo completamente impazziti, ma perché anche La Stampa è obbligata a parlare di autonomia, perché anche il Piemonte ha firmato ed è arrivato il primo via libera del governo, più poteri su salute e protezione civile, preintese per riconoscere competenze specifiche a 4 regioni, Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto, con Federico Capurso che scrive: sono passati quasi 42 anni da quando la Lega parlò per la prima volta di autonomia. Lo fece nell'atto costitutivo del partito che il capo Umberto Bossi battezzò con il nome di Lega Autonomista Lombarda. Era il 12 aprile del 1984 e questa data può far capire meglio perché oggi il ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli, leghista da una vita, parla di traguardo storico, ora che il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera agli schemi di intesa preliminare per concedere le prime gocce di autonomia a Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Ce la danno a gocce l'autonomia, ma sta arrivando. Articolone comunque oggi anche sul quotidiano La Stampa, perché anche la regione a cui fa capo La Stampa, il Piemonte, ha firmato. Piccolo riquadro per una cosa che forse non sapete: arrivano le amministrative in 626 comuni d'Italia. Lo sapevi tu? Io no. 24 e 25 maggio si vota in 626 comuni, 15 dei quali capoluoghi, e tra questi anche Venezia, Reggio Calabria, Mantova, Salerno. Le date comunicate dal ministro Piantedosi al Consiglio dei Ministri di ieri: ballottaggi previsti 7 e 8 giugno. Non sapevamo nulla. Sempre nella stessa pagina, colloquio con il governatore del Piemonte Cirio a proposito di autonomia, garantiti i servizi, lo Stato più vicino alle comunità locali. L'autonomia sarà uno strumento di responsabilità e di sviluppo. Poniamo le basi perché si possa dichiarare lo stato d'emergenza direttamente sul territorio, e questa sarebbe una cosettina molto utile anche alle regioni del sud che sommessamente sono d'accordo, ma non possono dirlo. Giro la pagina. Ucciso dalla polizia, torniamo a quel famoso argomento anche di Repubblica, La Stampa dice la stessa cosa, i legali, fanno parlare i legali, sibilano: la vittima era senza pistola. Cioè, oltre che la pistola era finta, pare che gliel'abbiano addirittura messa in mano. Incongruenze nelle versioni degli agenti indagati e più di 20 minuti tra lo sparo e la chiamata dei soccorsi. Li stanno fregando un po' come quelli di Rogoredo e quelli di Milano e altre zone che hanno dovuto correre dietro al ragazzino che aveva rubato la moto e poi è caduto e poi è morto. Pagina 22, La Stampa. Ve lo ricordate il vino al metanolo? Io come fosse ieri, guarda. Soprattutto perché quando facevano in TV il servizio sul vino Ricordi si chiamava, e sono morte persone, io stavo mangiando e guardavo
la bottiglia, il cartone, era un cartone che avevo sul tavolo e stavo bevendo proprio quel vino, il vino ricordi. Te lo ricordi poi, certo che un conto è berne un sorsetto, un conto è berne litri e ci sono stati morti. Infatti la Stampa oggi titola "I fantasmi del metanolo". La rabbia dei familiari delle vittime a 40 anni dalla strage del vino adulterato. Noi dimenticati. Il PM di allora: era un domino, ogni giorno un morto. Il figlio di Ciravegna: io non c'entro niente. Paginone con la pagina 22 del quotidiano La Stampa, e si ricorda anche quella pagina, "La mappa del vino tossico", si titolava, nel 1986. Dallo scandalo all'eccellenza mondiale, così è rinata la viticoltura delle Langhe, si scrive ancora a pagina 23 del quotidiano La Stampa. Certamente fate come Sammy Varin, bevete il vino dealcolato, che è una schifezza, ma è molto 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 migliore. In questi casi non rischiate di trovare dentro il metanolo e altre schifezze, sì. Emergenza, tutela della salute, previdenza. Il Piemonte verso l'autonomia differenziata, signori. Eccola qua, un'altra paginona riservata a questo argomento, ed è importante vedere anche i giornali di sinistra obbligati a parlarne. Mai quanto il quotidiano La Verità, ragazzi, che oggi è chiarissima la prima pagina del quotidiano La Verità, non potete non capirla. C'è la faccia di Mattarella e un titolo gigantesco: "Il signor no". Mattarella si presenta a sorpresa al plenum del CSM e lo difende. Serve rispetto per questa istituzione. Dietro le parole felpate, l'attacco a Nordio che abbozza e soprattutto la discesa in campo del Colle sul referendum. Con Maurizio Belpietro che nel suo editoriale ricorda all'inizio che c'è stato un tempo in cui il Presidente della Repubblica minacciava di mandare i carabinieri a Palazzo dei Marescialli. Ricordate? Bello l'articolo di Maurizio Belpietro oggi sul quotidiano La Verità. In centro pagina: ci tocca pure pagare caro la Rackete. Furia Meloni contro i giudici di Palermo, premiano chi viola la legge. Fermo illegittimo, l'Italia darà circa 100.000 euro alla Sea-Watch 3, il barcone che speronò la Guardia di Finanza a Lampedusa, forzando lo stop del 2019 ai taxi del mare. Festa sfacciata della ONG, ha vinto la nostra disobbedienza civile. Attenzione, che qua si fa giurisprudenza, ma soprattutto in certi mente bacate ti viene voglia di fare altre cazzate. Molliamo subito il quotidiano La Verità in prima pagina, ma entriamo all'interno, corriamo, perché a pagina 3 si scrive un'altra frase: il Quirinale diventa testimonial del no. Se anche voi la pensate così, capite che La Verità è il vostro quotidiano. E poi dobbiamo 100.000 euro alla Rackete, ira della Meloni, una decisione assurda. Girando la pagina, altro argomento bello potente e che ci fa ulteriormente capire cosa sta cambiando nel nostro paese. Ramadan, facciamo un Ramadan. Chiudono le aziende made in Italy e quelle dei migranti fanno il botto. In 10 anni le ditte tricolori sono calate del 5%, mentre quelle straniere sono aumentate del 21%. E adesso il 10% degli imprenditori è nato all'estero, un boom che parla cinese e romeno e che fotografa il nostro declino. E non dico una parola in più, però se avete il polso della situazione, se vedete i negozi che chiudono e quelli che subito dopo riaprono, è il caso oggi di acquistare il quotidiano La Verità? Se ne è accorto persino De Pascale che c'è qualcosa che non funziona. Siamo a pagina 7 della Verità. A proposito di lotta all'invasione, sulla sicurezza, De Pascale, il premier dell'Emilia Romagna, il capo dell'Emilia Romagna targata PD, De Pascale terremota
il suo partito, il PD. Il presidente della Rossa Emilia-Romagna lancia gli stati generali per svegliare il partito e ribadisce l'apertura a espulsioni e CPR. Poi liquida la crisi di nervi di Lepore, campagna elettorale locale, e invita i sindacati di polizia. Dobbiamo ascoltarli, ragazzi. Gliela diamo la tessera della Lega De Pascale? Io gliela do. Salvate il soldato De Pascale. Da un paio di giorni il presidente dell'Emilia Romagna, esponente di spicco del PD, è sotto il fuoco incrociato del suo partito, dei suoi alleati. Il motivo? Avere detto che il re, a sinistra, è nudo. La sinistra sulla sicurezza non è credibile, non ha proposte concrete per garantire agli italiani la soluzione ai loro problemi. Qua mi fermo, ma c'è dell'altro, come appunto l'apertura all'apertura di un CPR in Emilia-Romagna e il prossimo magari in Toscana, visto che sono le uniche regioni che si oppongono, lasciando ciabattare clandestini, ladri, ubriachi, violentatori in giro per la loro terra. E non sono contenti quelli dell'Emilia Romagna. Fatevi un giro a Bologna, a parte la pipì sotto i portici, che da almeno 40 anni persevera a esserci, ma vedi delle persone in giro che lì non dovrebbero essere. Ennesimo ladro di bambini a Caivano. Eccolo un quotidiano che dice la verità. È il quotidiano La Verità. Arrestato un ghanese ubriaco. L'uomo, con precedenti, ha strappato il figlio di 5 anni alla madre in un supermercato. Le avete viste le immagini nei telegiornali? Inizia la Quaresima e la chiesa diventa una moschea aperta per il Ramadan. Eccola, pagina 9, La Verità del quotidiano La Verità. Decisione shock della diocesi di Gorizia per Monfalcone, città in cui gli stranieri rappresentano oltre il 30% degli abitanti, cioè la chiesa diventa una moschea aperta per il Ramadan, perché pregare è diritto di tutti. Con questa motivazione a Monfalcone, proprio dove c'è la Cisint, dove si sono fatte tante cose, tra cui una legge che si chiama Monfalcone, si è scelto di concedere degli spazi parrocchiali per il Ramadan alla locale comunità musulmana. La decisione è stata comunicata ai fedeli domenica mattina nel corso delle liturgie celebrate nella chiesa di Staranzano. Immagino che gli avranno fatto l'applauso al prete, E proprio dalle Stalle Rosse di Staranzano, proprietà della parrocchia appunto, che la folta comunità bengalese troverà ospitalità in questo periodo. Sappiatelo. In taglio basso, Sarina Biraghi ci ricorda: meno ginnastica e interrogazioni, il Corano aiuta i fannulloni a scuola. Lo dico a mio figlio Elia. Elia, non è che adesso gli racconti alla prof che ti sei convertito, sei diventato islamico per non essere interrogato, A Genova un dirigente chiede maggiore inclusione per il mese sacro degli islamici. Cioè inclusione vuol dire che non interrogano, non fanno niente. Giro la pagina, signori, ancora sulla Verità. I rossi ormai sdoganano pure l'odio giustificato contro i nemici pubblici. Nel suo ultimo libro, Michela Murgia, purtroppo se n'è andata, sosteneva che il livore appartiene a tutti e non va affatto represso, anzi. Tesi ripresa oggi pure da Saviano, che lo esalta a virtù civile, legittimando le morti di Kirk ed Eranche, il ragazzino ammazzato in Francia la scorsa settimana. Rimango a bocca aperta, proprio come Simone che sentite sbadigliare. La Salis vuole sfrattare Casa Pound, il circolo ha regolare contratto di affitto della sede, ma il sindaco Dem cavalca i tafferulli di Genova Antifascista, gruppo che per mollicone di Fratelli d'Italia nega le foibe e celebra le BR. Davide Perego legge quest'altro articolo riguardante chi fa questi strani accordi con chi nega le foibe. Cioè, prima di fare qualunque cosa gli dici, però non dire più cazzate sulle foibe, no? Non vi pare?
Sulla Verità e su pochi altri quotidiani, signori, in taglio basso si ritorna a parlare dei figli strappati dalla loro casa. Sono traumatizzati e si fanno del male. Oggi La Verità pubblica una lettera non ufficiale, una testimonianza diffusa, anche se sarebbe dovuta restare privata, utile però a capire cosa sta succedendo a quei ragazzi. I miei figli strappati dalla loro casa sono traumatizzati e si fanno del male. La lettera è proprio della mamma, Caterina Birmingham. I bambini vogliono tornare dal papà e dai nostri animali. Chi dice di tutelarli li ha traditi. Una lettera potente e che ci fa capire cosa stanno facendo a questa famiglia che voleva vivere in un modo diverso. Oh, sono le 9:20, io apro anche le linee, dai, mettetevi in attesa, chiamate 02 9294 7222, attendete in linea perché devo leggervi il quotidiano Libero. Ora ci tocca risarcire pure la Rackete grazie ai giudici. Scontro infinito con le toghe ed ecco la Rackete con un'aria decisamente soddisfatta. Però almeno lei ha mollato l'Europarlamento, dobbiamo ringraziarla. Almeno di questo. Fermo illecito per la Sea-Watch. Lo Stato condannato a dare 76.000 euro alla ONG di Carola, furia della Meloni, decisione che lascia senza parole e il presidente del Tribunale di Palermo replica: così ci denigra. Fa notare il Corriere, faccio un salto sul Corriere anche se giustamente sto leggendo Libero, ma a Sammy Varin gli piace saltellare, oggi sono sportivo, fa notare il Corriere come ci sia anche una nuova traiettoria, potremmo così dire, della Meloni, cioè questo fatto di commentare le cose è un po' da Salvini, capito? Che effettivamente Salvini è uno che non riesce a stare zitto. Come mai la Meloni, eccolo qua, guarda, sono sul Corriere, pagina 5, guarda qua il retroscena di Francesco Verderami, la scelta della Premier di scendere in campo, da qui fino al voto, contro i verdetti politici. L'interrogativo: perché nel giorno in cui parla Mattarella? Punto di domanda. Interessante raccontare come pare che la Meloni abbia deciso adesso di parlare. L'Italia risarcisca la Sea-Watch, ira di Meloni sulle toghe, assurdo, e Salvini, lui ha sempre parlato e l'ha pagata, premiati per avere forzato un divieto. Il presidente del tribunale, giudici denigrati. Intanto continuate a chiamare, 0292947222, sentite una musichetta d'attesa, attendete in linea perché tra poco io vengo a salutarvi. Intanto ritorniamo sul quotidiano Libero, vi dicevo potentissima l'apertura che ci insegna bene cosa sta accadendo nel nostro paese, ma in centropagina c'è anche la buona notizia: via il salvabollette, aiuti fino a 315 euro, ed è una buonissima notizia. All'interno, attenzione al taglio basso, Andrea Muzzolon: boom di stranieri che tentano di rapire i nostri figli. Cosa sta succedendo? Si moltiplicano le denunce. Dopo Bergamo, a Caivano un ghanese ha provato a sequestrare un bimbo, ma sono gli ultimi casi di un lungo elenco. Se ne parla oggi solo sul quotidiano Libero. Sappiatelo, la sinistra non taglia i ponti col partito degli estremisti che hanno ucciso Kentin e Frigna, siamo bersagli. E poi attenzione alla moderata Salis che va a braccetto coi picchiatori rossi. La sindaca riceve Genova antifascista, gruppo che inneggia le BR, assalta la polizia e sfregia le foibe. La Salis, Silvia, quella di Genova. Preso il sabotatore di Bologna, è un fanatico dei centri sociali. E poi arriva il salvabollette, 315 euro in più. In Consiglio dei Ministri più 2% IRAP, ma solo per le aziende che producono energia. E questa notizia del salvabollette vale per quasi 2,7 milioni di famiglie fragili, un nuovo sconto che si aggiunge al bonus già stabilito in base all'ISEE. Insomma, in questa valle di lacrime, se mi va in qualche buona notizia ve la dà, e dai. Anche su Libero, a pagina 19,
La mamma del Bosco scrive alle tutrici: state distruggendo i miei 3 figli. Catherine Birmingham mette per iscritto le sue preoccupazioni, che è quelle che pubblica oggi La Verità. Lettera alle 2 assistenti sociali che da 3 mesi si occupano dei bambini tolti ai genitori. Fin dal primo giorno hanno manifestato ansia e angoscia. Ignorate le richieste d'aiuto. 0292947222. Ora siete voi a parlare. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Allora, in primo luogo, riguardo ai negozi che vengono aperti dagli stranieri e chiusi dagli italiani, ma ci siamo chiesti il perché? Non è che per caso, e questo visto che ci sono delle rubriche nella radio, potrebbe essere approfondito, ci siano dei trattamenti diversi a seconda che il negozio, l'attività commerciale sia aperto da un italiano oppure da uno straniero? Questo è uno. 2, siamo di fronte con l'ennesima sentenza pro Rachete e pro Sea-Watch ad un fatto emblematico e lampante, che ci sono delle istituzioni dello Stato che vogliono impedire al governo, a questo governo, di uscire dai binari che sono stati stabiliti ancora 15, 20, 30 anni fa. Cambia il governo, quindi cambia la faccia del premier e dei ministri, ma non cambia la postura dell'Italia nei confronti di tante cose. Quindi questo è un ragionamento che dobbiamo porci, e ha fatto bene la Meloni a intervenire ieri. Io non so quanto possa servire, però sicuramente servirà, spero, a far capire agli italiani che non è colpa del governo se certe cose non vengono fatte, ma è colpa di determinate istituzioni, come in questo caso parte della magistratura o anche parte del Ministero dell'istruzione, se in Italia non si riesce a frenare la deriva anti-italiana. Ultima cosa, anche la Chiesa, secondo me, o parte della Chiesa, sta andando contro l'italianità, contro le nostre radici cristiane, e mi piacerebbe sapere cosa pensa il nuovo Papa, che a me francamente piace, perché ha una postura diversa da quella di Bergoglio, perlomeno non lo seguo in tutto, però chissà cosa pensa Leone XIV riguardo a questa deriva pro-Islam della Chiesa Cattolica Italiana. Ti saluto Sammy, grazie. Grazie, certo, riguardo certi oratori che ospitano i musulmani per il Ramadan. Chiamate 0292947222, mentre sul Libero, sgambetto egiziano ai pomodori italiani. Lavoro a basso costo, niente controlli, bene, su dell'88% l'export egiziano verso l'Europa. Passata prodotta nella Valle del Nilo, signore e signori. A rischio la nostra filiera che dà lavoro a 10.000 persone. 0292947222. Pronto? Sì, pronto? Uela. Sì, buongiorno Gino. Nulla, volevo ringraziare il monarca, il nostro presidente, il signor No, come dice La Verità oggi. E di tutto questo il centrodestra, è giusto che lo sappia, dobbiamo ringraziare per l'elezione di questo monarca il signor Lupi, noi moderati, e il signor Toti, l'ex presidente della regione Liguria. Ecco, questi sono i signori che hanno permesso la rielezione del signor No, il signor No che ha una bellissima famiglia, a prescindere dal fratello poveretto. Grazie caro, e l'abbiamo dovuto votare anche noi. Sul Corriere, a pagina 15, si intervista addirittura De Pascale, il capo dell'Emilia Romagna, e dice: il PD agisca sulla sicurezza. Il CPR, chi è pericoloso non può rimanere in strada, ragazzi, ma questo è della Lega, non è del PD. Il governatore De Pascale: il mio partito faccia 3-4 proposte concrete. Paginone oggi sul quotidiano Corriere, con un riquadro, mentre parla De Pascale, riguardante l'autonomia, via libera alle intese con 4 regioni.
Pascale, non è che per caso sei interessato, vuoi comprare un po' d'autonomia? 0292947222, pronto? Caduta? Caduta. Sempre sul Corriere, il dolore nei quaderni di Paolo. Si ritorna alla tristissima storia di questo ragazzino che si è tolto la vita all'inizio dell'anno scolastico. Questa scuola è una prigione, scriveva Paolo. Latina, gli scritti del 14enne suicida agli atti. La grafologa dice emergono rabbia e disagio. Paginone oggi fortissimo sul quotidiano Il Corriere, e in taglio basso i corsi di autodifesa per gli studenti. Un caso, la scelta della Liguria. Il provvedimento per gli istituti superiori dopo la tragedia di La Spezia, prof e opposizioni dicono logica sbagliata. Il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno in cui si chiedono corsi di autodifesa per gli studenti. E con questa buona notizia Sammy Varin ringrazia Simone in regia e vi dà appuntamento a più tardi, esattamente alle 11.